In queste puntate, plan dal comune per sicurezza sulle strade, la shoata ai disegni dai frus, Suns, il miglior de musiche furlane in un CD, gli appuntamenti de settimane. Una delle priorità del zonte comunale di Udin è per sicuro che di ridurre in ogni maniera il numero di incidenti. E perché sarà pronto un plan per sicurezza stradale che prevederà l'investimento di 1.293.000 euro. Il plan al partito dal attacco che sono i così chiamati ponti neri di viabilità cittadine, i tratti di strade più pericolosi, gli scroseris durante un intervento aiuteranno a limitare i dumps. Gli scroseris più mal sicuri sono che sul piazzale d'Annunzio, dove negli ultimi 4 anni sono stati 30 volte incidenti, sul piazzale Osov, dove sono stati 24, e che in Giardin Grand, dove sono stati 20. Le strade dove più di spesse sono tonsi e macchine che si tocchino, si scontrano o si ribaltano, e sono via al Palmegnove con 105 incidenti, via al Vignesie con 63 e via Martignac con 62. Se sugli scroseri si può lavorare onde, sui viai alle porce fa, se no fa controlli e mette in atto misure per ridurre la voglia di corse. Non è detto che migliorare i segnali, gli stricchi per i pedoni e la visibilità delle intersezioni al basti. Di spesso, l'incidentalità è determinata di due besties che non requie neanche sugli migliori strade del mondo, vengono stai distrazione e velocità. La massa di corse per spessare non fa attenzione, guida strax o chiocus, o con la mano sul telefono e sono comportamenti che non sono interventi strutturali al può prevenire. E sono gli ultimi giorni che per poter vedere una mostra belle e significative che si siede domenica il 1 di marzo a Palazzo Morpurgo. L'esposizione dei disegni e delle poesie dai frus ebreus che forniscerà in tal lager di Terezin, in Boemia. Si chiama La Shoah dei Frus, l'iniziativa da redoglie delle Gallerie d'Arte Moderna di Udin, in collaborazione con l'Istituto Furlan per Storie dal Movimento di Liberazione. Un'iniziativa che ha chiatato un buon successo di pubblico e che sono ridotte per scuole e è un mutuo lavoro dretto per dare in questi fantazzi la dimensione delle tragedie senza par che fu l'Olocausto. A fuori di fatto, 15.000 frus internati in quel campo, la parte più piccola dai 140.000 ebrei mandati in camere a gas di Auschwitz. In questi disegni, siete sperati che sono metodi d'ogni, si può leggere tutta la drammatica separazione infri delle realtà delle prigionie e la speranza di tornare a una vita normale, coltata con una matita, che magari così no per loro e resterà come un siom. E non è un caso che l'esposizione sia ospitata dal Palazzo Calfò di Elio Morpurgo, già sindaco di Udin e anche lui vittime dal sterminio nazista. A 26 anni della sua istituzione, il premio Friuli si è meritato il titolo di Piccolo Oscar Furlan de Musiche, tanto che come un stroke dei suoi più bei talks, al diventa anche un libro e un CD che si chiama Suns, con tante presentazioni di un docente universitario, il professor Luigi Gregoris, e la nome di essi la prima vera rassegna di musiche furlane di UE. La presentazione di queste opere è curata di Walter Colle e ha dato l'occasione per fare il pompt sul stadio Neart che ha abbandonato di un piacere gli svilotti di Zardini, ma che in plena eredità di tradizione per attaccare a esplorare tutti i generi, dal blues al rock, dal pop al soul, dal rap al jazz. E proprio dal jazz e vengono gli snoti più vivarosi spegnove musiche furlane, con Glauco Venier, che ha avuto una menzione speciale all'ultima edizione del Premio Friuli, che è arrivata a un EP che mai tocchiata di un artista furlan, la nomination al Grammy Award per il disco Distances, registrato con Norma Winston e Klaus Gesing, che porta dentro anche una poesia furlane di Pasolini, Chant dagli Champanis, interpretate su musiche di Satie. E proprio Pasolini, adunque con Leonardo Sciascia, ha la fonte dei testi d'opera di Marco Baliani per il suo spettacolo La Gnot des Lusignis, curato dal Teatri Club. Un momento che ha commentato a far riflettere non solo i grandi, ma anche i fantasmi delle scuole che hanno avuto un spettacolo a questo dove per loro. In una dimostrazione diciamo che anche in voi si può fare gran teatro civile e non come intrattenimento. Gli appuntamenti delle settimane. Lunedì 23 di febbraio, dai 3 da pomeriggio in Plaza Cusignà e martedì 24 di febbraio
des 12 miege da spomisdì in place de siarbis per i più piccinins e des 4 miege dai centri di aggregazione per i giovani Pig e Poliedro. Copenaghen di Michael Frayn al va in scena l'11 ai 23 e martas ai 24 di febbraio ai snuf di sera al Palamostre, tesuage de stagione di teatro contatto dal CSS, Teatri Stabili di Innovazione dal Friuli Vignesi Giulia. In tesuage da inquintri sull'autore de Biblioteca Ioppi, Carlos Golron al fevelarà dal suo romanzo La Pene d'Aur. Miarcus ai 25 di febbraio ai 6 di sera in Sale Aiace.